Il canale Telegram Audioracconti legge i racconti dal materasso di Stefania Vian. In che posizione dormite? Supini, con le gambe divaricate e le braccia conserte, come i faraoni? O a pancia in giù, appiattiti sul materasso come dei ninja? Oppure di lato, in posizione fetale per proteggere il grembo? E il materasso, chi lo vuole morbido, chi rigido e chi non sa proprio cosa vuole. In un negozio di letti e materassi entrano tutti i tipi di persone, ognuno con una storia, ognuno alla ricerca di qualcosa di più di un materasso su cui sdraiarsi. Pronti per la seduta psicanalitica? Buon ascolto. Bidi body, boo bidi body, boo. Bidi body, yeah. 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 Per il canale Telegram Audio Racconti, The Lizard Queen legge dai racconti Dal materasso di Stefania Vian, Claudia, la cantante dei sospiri. Quando entrano donne come Claudia, senti subito la loro energia potente, già a distanza. Si avvicina e mi chiede: vorrei un materasso rigido. Non avevo dubbi, rispondo io, pensando che spesso la rigidità mentale corrisponde alla richiesta del tipo di materasso. Lei, spiazzata, mi chiede: perché? E io le rispondo che dopo tanti anni di lavoro con il pubblico, ormai riesco a capire, osservando le persone da come entrano, quale materasso mi chiederanno. Nel frattempo le faccio provare un materasso semirigido che ho in offerta e lei va subito in estasi. Io mi siedo al suo fianco e la guardo mentre lei si racconta. Alla fine degli anni '70 faceva la cantante, aveva una voce possente e me la fa sentire, tanto che tutti si girano a guardarla. Sentito? Pensa invece che dovevo cantare sottovoce, perché era il periodo di Viola Valentino, dove si cantavano canzoni sexy, sottovoce e con lunghi sospiri. A un certo punto mi fa vedere dal suo cellulare la copertina del disco e sorrido. Che gnocca fotonica che eri, Claudia! Claudia era una bella donna, ora però dormiva sola perché divorziata. Alla mia età non vuoi più compagnia nel letto. Beh, dipende. Poi arriviamo a definire l'ordine per farle risparmiare i soldi del trasporto e le dico: ti faccio una proposta. Che ne dici se ti faccio arrivare il materasso sottovuoto? Così lo puoi ritirare qui e dopo averlo aperto, in un paio d'ore si rianima e ci puoi dormire sopra. Lei ride. Sì, sì, vedrai che conoscendomi, minimo minimo mi esplode. Sì, come no, ti esplode ed esce un toy boy tutto per te. Claudia ride con gli occhi e so che un pensiero malizioso lo ha fatto, perché non è vero che noi donne invecchiamo sessualmente, è solo che ci sono meno uomini disposti a emozionarci. Ascolta la puntata precedente o successiva cliccando sulla freccia in su o in giù di questo post.